A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di sabato 23 agosto, incentrato sul trofeo Anna Maria Grassi riservato ai gentleman. Proprio la prima prova riservata a questo trofeo ormai tradizionale. Vi leggo il campo di partenza: Fox Matley, Forever di Casei, Fanny Guy TC, Farida Rab, Family di Casei, Follow Me in prima fila, Fender Black, Falcon Baldone, Freedom by Tony e Fiordiligi in seconda. I favori sono per Freedom by Tony e Filippo Esposito. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Family di Casei che va avanti nei confronti di Fanny Guy TC, rimane per il momento di fuori Farida Rab, è partito bene ma rimane all'esterno anche Fiordiligi in terza ruota. E così Family di Casei con gran partenza si è installato in testa e guida dopo 200 metri in 15,1. Family di Casei nei confronti di Fanny Guy TC, mentre all'esterno vediamo Farida Rabe in terza ruota, Fiordiligi che insiste, ma il treno di corsa è abbastanza svelto, 30,5 per i 400 iniziali. E così Family di Casei ha completato il primo quarto con in schiena sempre il numero 3 Fanny Guy TC, poi il numero 2 Forever di Casei. Per corsie esterne Farida Rab non ha trovato posizione, come del resto Fiordiligi che è rimasto in terza ruota per fin qui e ora insiste, e anzi poi il numero 9 di Freedom by Tony, che è il favorito, praticamente la favorita della corsa, che cerca di portarsi sulla testa. Freedom by Tony arriva al sediolo di Family di Casei, ha contatto Fanny Guy TC, poi per corsie esterne anche Follow Me chilometro che viene coperto in 1:16,6 con Family di Casei che per il momento regge l'urto di Freedom by Tony, che insiste a 450 dalla conclusione, tende a passare al paletto dei 400 finali. Freedom by Tony in vantaggio con Filippo Esposito che cerca di prendere vantaggio. Family di Casei prova a resistere in seconda posizione, mentre sposta all'esterno anche Fanny Guy TC. Siamo al completamento della piegata. Freedom by Tony in netta evidenza a 150 dalla conclusione. Ultimi 100 metri di gara con Freedom by Pass che nel finale controlla e vince davvero molto molto bene sul Follow Me, mentre per il terzo all'interno la spunta Fanny Guy TC che piega Family di Casei 1:15,8, il ragguaglio conclusivo 37 a chiudere, vittoria davvero molto agevole per Freedom by Tony, che Filippo Esposito guida comunque con molta fiducia e con molta abilità per portarla al successo, ripetere quindi la vittoria di Montegiorgio su cui restava. Al secondo posto, come avete visto nuovamente dalle immagini, Follow Me davanti a Fanny Guy TC. Successo per Freedom by Pass, Filippo Esposito, Maurizio Visco al training per conto della signora Maria Bonacore.